Ciao ragazzi, benvenuti al Forte. Questo forte che si trova nelle vicinanze di Bressanone e che è stato costruito dagli italiani prima della Seconda Guerra Mondiale. Un forte che non è mai stato utilizzato e che allora Hansi Baumgartner, un mio carissimo amico, uno dei più bravi affinatori di formaggi, non soltanto qui in Alto Adige, ha scelto per stagionare i suoi formaggi. Quelli che lui va a prendere di persona direttamente negli alti pascoli, non soltanto di questa terra, ma anche dell'Austria. E insomma, ne ha fatto un bunker di bontà, anche se non è l'unica cosa che fa. Intanto curiosiamo un pochino qui e poi ci facciamo raccontare da lui la storia. Prima volta quando sono entrato ho visto l'umidità, anche la circolazione d'aria, la temperatura soprattutto costante, ho fatto le prove, ho misurato l'umidità e ho visto ma questi sono ambienti ideali per la stagionatura e soprattutto anche per l'umidità. E la cosa bella è che ogni stanza ha l'umidità specifica, no? Per cui posso anche vedere quale formaggio dare più umidità, meno umidità. L'importante è che li selezioniamo bene perché bisogna sempre vedere se il formaggio ha capacità di invecchiare. Quante stanze ci sono? Sono una quindicina. Però. Adesso qui abbiamo solamente alpeggi che abbiamo selezionato quest'anno. Sempre a alta quota, arrivano oltre gli animali, le vacche arrivano a oltre 2000 metri di quota. E tu te li vai proprio a scegliere uno per uno? Sì, e dopo viene anche la cosa bella è che viene trasformato il latte in alta quota negli alpeggi, no? E quindi dopo nascono anche lassù? Sì, non è che portano il latte in valle e viene trasformato, viene proprio lavorato su in alta quota. Perché questa scelta, Hansi? Questo prima di tutto il vantaggio che viene immediatamente trasformato, no? Sono due mungiture, quella serale e quella di mattina, no? E dopo così non deve essere trasportato, anche quello è un vantaggio per il latte e per il formaggio alla fine. Perché li fanno così grandi in Malga? Sì, perché c'è più latte, significa che riesce a lavorare più latte in una forma, ma soprattutto maturano meglio, sono più stabili, no? E lasciarli stagionare poi diventano dei formaggi veramente profumatissimi. Ma chi è Hansi Baumgartner? Fino al 1994 faceva il ristoratore, stellato in un ristorante qui della zona. Poi, a un certo punto della sua vita, ha deciso di concentrarsi sul formaggio, perché diceva, noi qui lo facciamo il formaggio, ma manca la cultura, e ci si è buttato anima e corpo. La sua esperienza di ristoratore gli ha permesso di affinare i gusti e il senso della ricerca, soprattutto per i formaggi d'alta quota, che sono quelli più ricchi di storia, di poesia per carità, ma anche di aromi e di sapori. E poi questa cultura ha deciso di farla diventare anche la propria vita professionale. Il Forte è il luogo della stagionatura, ma qui, sotto il punto vendita, in realtà c'è l'altro regno del gusto di Hansi Baumgartner, perché questo è un laboratorio di affinamento, con tante materie prime, tutte diverse, tutte particolari. Insomma, è qui che Hansi dà sfogo alla sua creatività ed è qui che ha creato veramente un modo nuovo di fare cultura del formaggio. Come si affina un formaggio e soprattutto perché? Sì, sono diverse tecniche di affinamento, no?
Una per la miglior conservazione, e questo sono antiche ricette che si utilizzava da sempre per il miglior mantenimento del formaggio, e quelle sono varie tecniche, come per esempio messo nella foglia di fichi, è un confezionamento naturale, oppure questo nel fieno, come abbiamo visto, che viene stagionato sul fieno, che rimane più protetto la forma durante il trasporto, no? Erano tutte motivazioni così, no? Ma dall'altra parte influisce poi anche il gusto, l'aroma di un formaggio, no? Le vinacce, ad esempio? La vinaccia si nota, poi migliora la conservabilità di un prodotto, ma poi si nota anche quei profumi. Per esempio questo è nella vinaccia di Moscato Rosa, che è molto profumata e sottolinea bene il formaggio di capra, dà queste note un po' floreali, speziate, e così è. Questa è la motivazione di un affinamento, ma anche siccome si riesce a dare altri aromi, altri profumi per diversificare ancora di più il prodotto. Per esempio in questo periodo di Natale o l'invernale è un tipo camembert farcito con una crema di arance e mandorle. Anzi, propone una serie impressionante di affinamenti, talvolta anche curiosi, come ad esempio con le alghe che vengono messe in ammollo e poi tagliate e utilizzate per abbellire il formaggio, ma conferendo anche un gusto molto particolare, molto intenso e molto curioso, che vi invito comunque ad assaggiare, anche perché onestamente è un po' difficile da descrivere. Le alghe, ma poi ci sono i frutti eduli dell'Alto Adige, poi c'è la frutta secca e un'infinita serie di materie prime. Ma allora la domanda sorge spontanea: fino a che punto ci si può spingere con questi affinamenti per non rischiare di svilire l'essenza stessa del formaggio? È vero, per cui non bisogna esagerare, no? Abbiamo questo, vogliamo sempre fare qualcosa di nuovo, stupire sempre di più la clientela. Tante volte è meglio lasciare il formaggio com'è, se è una materia prima molto buona, e seguire la stagionatura stessa di un formaggio, perché soprattutto su un formaggio al latte crudo c'è una grande evoluzione durante la maturazione, durante la stagionatura, e poi trovare il momento giusto dove è al meglio a consumarlo, no? E quello vuole già tanto tempo, no? Seguire la stagionatura, a parte di aver bisogno dell'ambiente giusto, l'umidità controllata, così. Ma seguirlo bene e secondo me quello è la miglior cosa che esiste. Comunque vogliamo anche stupire con la nostra fantasia, ci vuole un po' di fantasia, ma non esagerare, e studiarla bene, studiare gli abbinamenti, cosa va bene con cosa, no? E tante volte c'è un buon contrasto, oppure c'è la consistenza che influisce. Per cui è anche interessante, solo non esagerare, no? Lavorando in questo modo, tu ti senti di aver non soltanto rinvigorito la cultura del formaggio, ma di avere ulteriormente nobilitato questo prodotto? Sì, sicuramente anche noi abbiamo fatto la nostra parte insieme ai produttori, e vedo che è sempre più attenzione e sempre più rispetto. E a base quello vogliamo crescere, migliorare, e speriamo di avere un buon futuro con i nostri formaggi.